12° turno nel campionato Under 15 regionale. Amici della Wii Sport, ci troviamo al Ciccino Micale di Capodorlando per la sfida tra Freetime ed FC Messina, reduci entrambi da due sconfitte pesanti. 5-0 infatti per la Freetime contro la Ionia a calcio di posto, stesso risultato inflitto dalla giovanile Calcio Messina all'FC Messina. Vediamo l'11 scelto dal mister Gianluca Mancuso per affrontare questa sfida. C'è Minuto di tre pali, D'Urso Saranidi, Zimbaro e Sturnione in difesa, Sorrenti, La Monica, Maceli e Munao al centrocampo, Totaro e Signorino in attacco. Al terzo minuto padroni di casa subito in vantaggio, c'è il cross dalla destra di Parafioriti per Giuttari che calcia e sfrutta un infortunio temporaneo del portiere dell'FC Messina e 1-0 per la Freetime. Un minuto più tardi pallone messo dentro da Giuttari e arriva ancora una volta il gol, stavolta è Giordano che addomestica la sfera e beffa il portiere avversario. Cross dalla destra al sesto minuto, sfiora il 3-0 la Freetime sull'asse Ricciardo Giordano. Al 19esimo buon duetto tra Signorino e La Monica, prima chance dunque anche per l'FC Messina. Dalla destra prova a sfondare la formazione di mister Gianluca Mancuso, buono lo spunto personale, poi il pallone viene messo all'indietro ma aveva già terminato la sua corsa sul fondo. Al 23esimo recupero palla di Costantino per Parafioriti, gran botta ma risponde presente l'estremo difensore Minutoli. Duplice fischio amici della Wii Sport alla Ciccino Micale, 2-0 tra Freetime ed FC Messina fino a questo momento grazie all'inizio promettente da parte della formazione padrone di casa. In gol prima con Giuttari e poi con Giordano. Partiamo col film della ripresa. Al 36esimo un cross dalla sinistra da parte di Giuttari, la palla viene respinta ma Costantino non inquadra lo specchio, farà molto meglio il neo entrato Marotta al 38esimo trovando il gol del 3-0 al minuto 39 dentro Contarino per La Monica nelle file dell'FC Messina. Al 43esimo c'è il cross dalla destra in casa Freetime che mette ancora una volta in difficoltà la retroguardia della formazione giallorossa. Il pallone viene respinto sulla ribattuta, la conclusione che però si spegne di un niente al lato. Siamo al 47esimo dentro Carlo Di Rito Scandura per Sorrenti e Signorino. 53esimo punizione di Zimbaro, prova l'acrobazia un calciatore dell'FC Messina, si trovava Di Maceli che però non riesce a causare problemi alla retroguardia avversaria. Un minuto più tardi pallone che viene messo dentro da Parafioriti, gran destro in diagonale di Mancuso che sfiora solamente il gol. Al 63esimo cala il poker la Freetime con il pallone dalla destra di Scaffidi, Marotta firma la doppietta personale aumentando il distacco fra le due formazioni, distacco che avrà ancora una volta un gol di distanza, il 5-0 al 69esimo, gran punizione dalla distanza di Muscara che mette il pallone sul secondo palo. Si conclude così il match del Ciccino Micale amici della Wii Sport, 5-0 tra Freetime ed FC Messina. Un cordiale saluto e alla prossima.